Romano. Ringraziarvi, caro vicepresidente, in complimento prima di tutto vi voglio salutare ogni po' gli attori che sono qui in pubblico. Noi siamo felici che voi siete qui in pubblico a ascoltare i nostri dibattiti e che dirà di una ora e che voi siete salutati. Riafferma due o tre punti importanti della nostra azione politica a pro della lingua mi pare importante. Il primo affare di stata ma dico di nuovo a nome di un gruppo che l'immersione, dico l'immersione in modo generale, di uno dei puntelli, se non è un puntello della nostra politica linguistica paimese e la notte a bene. La politica della collettività territoriale di Corsica è stata scusatemi, è stata di iniziare una messa in rete di parecchie case di a lingue e lingue, non all'insieme di un territorio, è una politica che è stata iniziata parecchi anni e parecchi mesi fa. Dunque, questa politica qui, non è mica esclusiva, consacra un concetto, un principio, di quello di cose di e lingue. È stata fatta su concetto qui in evoluzione permanente e c'è da voler a farlo evoluare. Ma un altro punto importante della nostra politica è che noi vogliamo diversificare, che la ci fosse una diversità importante dell'offerta di dispositivi immersivi. Ben a dire che quel dispositivo dell'immersione attraverso le case della lingua non è mica un modello esclusivo. Dunque, questo è un punto importante, la diversificazione di modelli e di dispositivi di immersione, di luoghi di socializzazione, di luoghi d'imparare. Oggi ciò che noi vediamo, soprattutto attraverso gli emendamenti, sono due affari che mi pare importanti, anche se la situazione all'inizio non conviene mica a certi e si può capire di sicuro è stata rammentata da Presidente e da altri. So che ne vogliamo sono due punti. Prima, accompagnare l'attori attraverso due andature e due vie differenti. La prima andatura è importante di rammentare e di insistere è che quelli che hanno avuto un'attività in giralingua o che hanno avviato l'iniziativa di avere un'attività in giralingua, che li possono a partire da settembre, anche se non sono mica in un dispositivo case di lingua, che li possono continuare la sua attività in giralingua corsa. Questo è un punto di primura. E il secondo punto, la seconda via, è che al di là del fatto che li possono continuare, che li possono accedere, se li vogliono, da qui a Cortanda, un concetto di case di lingue come è stato rinnovato e messo in la chiama a progetto. Questo è importante. Continua l'attività e diventa casa di lingua aiutato dalla collettività di Corsica. E per compiere, sarà mica più lungo. E c'è qualcosa che non capisco mica troppo oggi in semiciclo di petta su cartolare qui. Ciò che abbiamo fatto di voi stamane non è mica altro affare che un lavoro che ci tocca fare intanto che parlamentari. Ben a dire che l'esecutivo elabora, esecuta, e l'assemblea controlla l'esecutivo e partecipa a un lavoro di emendamenti. Non abbiamo mica fatto altro affare che un nostro lavoro di voi stamane. Voglio dire, facciamo un rimprovero, voglio mica difendere l'esecutivo per difenderlo, ma l'esecutivo propone qualcosa, e beh, sta affare qui ha merito di essere migliorato, di un nostro lavoro, di migliorare il lavoro, e forse non l'avevamo mica abbastanza. Voglio dire, qui ha due inteso da retro a dritta, manca due inteso e io porto l'emendamento. No, non te lo voglio. Quelli che portano l'emendamento è l'Assemblea di Corsica e l'esecutivo di Corsica. Sono emendamenti oramai di tutti. Perché abbiamo fatto un lavoro di commissione, abbiamo mica detto che forse di poi 2 anni non è mica stata fatta un altro cartolare, ben a dire che gli emendamenti qui sono portati dall'insieme dai gruppi e dall'esecutivo, è qualcosa di importante quantunque. Al di là di uno stradaccamento alla lingua, ben a dire che c'è quantunque una volontà comune di avanzare e di migliorare il documento. L'affare di valutazione iniziato
da Jean Martin, ma avevamo nostra, siamo da contento, e per questo che avevamo nostra e l'abbiamo avuta e siamo contenti di aiutarla. Dite di esecutivo, il cartolare mancava un po' di affari e tutto, beh, sono stati completati, l'affare a Broasine che sono diversi anche dall'esecutivo. Dunque, io vi invito a riflessione collettiva di il nostro lavoro parlamentario che mi va di voi stamattina, io sono assai contento di un vero lavoro parlamentare e diventa un cartolare che è stato migliorato in un senso buono e che lo posso permettere all'attore di continuare la sua attività che l'ha avuto sinora e a qui l'altro di diventare case di lingue. Penso che avremmo fatto un passo importante e compie infine dicendo che sul dibattito torna qui e compie qui oggi Presidente ci chiama e ci invita di nuovo a avere una discussione più regolare in giro a lingua, mettendo sfarenti attori in giro da Ulin per discorrere di tutti questi cartolari e forse un'aspetta amica del Senimici, che lo va parlare. Ringraziabile.